Siamo? Quando volete. Direttore, di fronte alla situazione al momento del Palermo in classifica, qual è la sua preoccupazione principale? La preoccupazione è che i risultati non sono confacenti a quelli che erano le aspettative, ne siamo tutti consapevoli e siamo qui per lavorare, perché solamente attraverso il sacrificio, l'abnegazione e la professionalità puoi pensare di uscire da questo momento, che sicuramente non era preventivato, ma questo non vuol dire che non possa essere superato. A partire da che cosa, per esempio? Dai risultati, perché sono quelli che la consapevolezza e il lavoro poi deve essere tramutato in risultato sul campo. Direttore, la fiducia in Corini da parte della società è ancora immutata? La fiducia in Corini nasce dal momento in cui lo si sceglie una persona, e in un progetto di lungo periodo come quello costruito con la nuova proprietà è un progetto che non può essere valutato nell'arco di un periodo di tempo così limitato. C'è una contestazione che però sta montando in città, c'è chi vuole la testa dell'allenatore, c'è chi vuole vedere un cambio radicale di rotta, c'è chi se la prende con alcuni acquisti che non stanno facendo la differenza come avrebbero dovuto fare. Qual è la chiave di lettura? La chiave è che è molto semplice, che il tempo è un'opportunità e il tempo non deve essere un alibi. Nessuno è qui siamo qui perché vogliamo attenzionare il fatto che siamo consapevoli del momento, tutti, vogliamo e dobbiamo uscirne tutti insieme, e quando parlo tutti insieme parlo dal presidente al magazziniere. Tutti lavorano con uno spirito comune per cercare di raggiungere questo obiettivo. Individuare, pensare che ci sia un colpevole a cui debba essere riconosciuta la responsabilità dei risultati è abbastanza anacronistico e secondo noi non è confacente a quello che è lo spirito e quello che noi intendiamo fare. Lei è un uomo di calcio navigato, come pensa che si possa uscire da questo? Il lavoro, sacrificio, abnegazione, attenzione, determinazione, come dicevo prima, dal primo all'ultimo, perché non è solo un problema relativo ai risultati sportivi. Siamo una famiglia, una grande famiglia, dobbiamo comportarci da tale e uscire dal campo con la maglia fradicia, con la maglia di fradicia di sudore, con la maglia dove abbiamo dato tutto, e dopo si può anche riuscire a ottenere un risultato e si può anche accettare la sconfitta, ma quello deve essere il mantra. Questo non vuol dire che fino ad oggi questo non sia successo, attenzione, questo vuol dire che bisogna dare di più. Nei vostri colloqui Corini cosa vi ha detto? Questo onestamente, se devo dire la verità, è un argomento che rimane tra di noi, perché penso sia anche corretto dal punto di vista professionale che quello che ci diciamo con l'allenatore sia un qualcosa che rimane assolutamente tra di noi. I calciatori hanno la consapevolezza, che devono fare qualcosa in più. Ma questo mi sembra abbastanza logico e normale. I calciatori hanno la consapevolezza che devono lavorare di più, come stanno facendo, che lo staff deve dare qualcosa in più, che tutto quello che ruota attorno alla squadra deve dare qualcosa in più per uscire da questa situazione. Ma voi avevate messo in preventivo una partenza a livello di risultati così a rilento, oppure vi sta anche sorprendendo un avvio così? Noi avevamo messo in preventivo che nell'arco della crescita della squadra e della società ci potessero essere momenti di questa natura, perché gli eventi che sono successi a fine estate, la costruzione della squadra, la partenza potevano far pensare a un'ipotesi di questo tipo. In questo modo sinceramente no, ma questo non ci ha colti assolutamente impreparati. Direttore, alla piazza cosa si sente di dire per rassicurare un po'? Ma non è che noi non dobbiamo rassicurare, noi dobbiamo lavorare per il bene comune. Il bene comune è il Palermo è di tutti, non è di qualcuno, è un bene comune e va sfruttato, va utilizzato nel modo corretto, perché è un bene comune. La categoria va mantenuta per il bene di Palermo città, per il bene dei propri tifosi, che sono da ringraziare per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo e continueranno a fare, perché sono sicuro che continueranno a fare, ma noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare la prossima partita e aspettarci che ci sia un cambio di Due passo. domande, c'è col set... Vi aspettavate un rendimento diverso da alcuni giocatori, dai nuovi che sono venuti? Ho già risposto a questa domanda, ho già detto quello che, quindi ripetere le stesse cose, ragazzi. Abbiamo detto, era messo in preventivo che ci potesse essere un periodo di adattamento da parte dei nuovi, da parte dei vecchi, da parte delle nuove metodologie, da parte della nuova categoria per molti di essi. Questo fa parte del calcio e fa parte del nostro modo del lavoro quotidiano, quindi ne siamo altamente consapevoli che questo l'importante è avere le soluzioni.
non dobbiamo cercare le colpe o le responsabilità, dobbiamo avere le soluzioni. Noi riteniamo di avere al nostro interno la conoscenza, la competenza e la professionalità per poter raggiungere questo obiettivo. Solo 2 domande veloci. C'è chi ha ipotizzato che Querini ha ancora 2 partite per salvare la panchina, prima. Seconda, col senno di poi, impieghereste i tempi impiegati per la scelta dell'allenatore, l'allestimento della squadra o correggereste qualcosa? No, sulla domanda col senno di poi sono piene le fosse e non producono un risultato sportivo. Noi siamo consapevoli quando abbiamo fatto la scelta che fosse la scelta migliore, anche oggi siamo convinti che questa sia stata e possa essere la scelta migliore. La prima Che Querini ha 2 partite? No, questo bisognerebbe chiedere a chi ipotizza questo. C'è un limite temporale oltre il quale... Il limite è le valutazioni che si fanno giorno per giorno per tutti noi che facciamo i professionisti. Non è che non c'è nessuno a tempo. A tempo non esiste. Nel momento in cui uno fa la scelta e ritiene che questa scelta sia ponderata, il tempo, ripeto, è un'opportunità, ma non è un alibi, e questo vale per tutti, da me in giù, vale per tutti, e quindi questa è la considerazione che deve essere fatta. Direttore, lei vede allenare i giocatori, poi li vede anche in campo, qual è la differenza che nota? Magari in quei 90 minuti non arrivano i risultati. Non è che la differenza è che qui non c'è il risultato da portare a casa, in campo la domenica c'è il risultato da portare a casa, quindi questo è fondamentale. La partita è un evento a sé in tutto e per tutto, quindi ci sono tanti fattori che poi determinano il risultato. Come ho detto, noi oggi diciamo che i risultati non sono confacenti a quelle che erano le aspettative iniziali. Grazie. Grazie.